Eder. Mac. Pallister. Dopo le sue dichiarazioni di alcuni mesi fa, l'albergatrice Jasmine Gikovic è stata minacciata telefonicamente da una presunta amica della coppia Visintin-Resinovic. Ha sporto denuncia e attende ora che la responsabile venga rintracciata. C'è chi accusa Jasmine di essere stata comprata dalla banda degli onesti. Le cose in realtà sono andate diversamente. È stata proprio Jasmine a contattare Sergio per rivelare le informazioni in suo possesso. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Jasmine non aveva seguito il caso sui media, non conosceva nello specifico le dichiarazioni di Sebastiano, ma il confronto con la sua coscienza faceva sì che non riuscisse più a dormire la notte per il peso che portava. Quando si decise a chiamare Sergio Resinovic, lui le rispose sorpreso e irritato: "Ma dove sei stata finora?" Le ha poi fornito il numero di Nicodemo Gentile dicendole "ora fai come vuoi" e ha poi bruscamente interrotto la comunicazione. Anche in epoche recenti Sebastiano ha continuato a frequentare la struttura di Jasmine, quasi come se volesse tenerla sotto controllo. Sebastiano ha sempre avuto un modo particolare per intimidire i suoi potenziali avversari. Ha ad esempio adottato la tattica di scattare foto davanti alla porta di casa e poi inviarle anche con Valentina Trifiletti dopo l'intervista del Cordino. Ha lasciato la sua moto parcheggiata giorni davanti al negozio di frutta di Iva oltre che di Jasmine, come a voler sottolineare "attente, qui tornerò". Tra le varie accuse rivolte al vedovo della scomparsa Liliana, Sebastiano Visintin, mai formalmente indagato, ci sono quelle mosse dall'albergatrice stessa. Sebastiano ha sempre affermato che non ci fossero contrasti con la moglie Liliana, ma Jasmine sostiene che la donna le abbia chiesto, nell'estate del 2021, letti separati per la coppia durante i loro soggiorni. Inoltre, Jasmine riferisce di presunte minacce ricevute da Visintin nell'estate del 2022. "La gente deve stare attenta a quello che dice, deve avere paura di me per sé e per i suoi familiari". Sebastiano Visintin, tuttavia, smentisce categoricamente queste affermazioni, definendole interpretazioni personali dell'albergatrice. Tuttavia Jasmine precisa che, incalzata in modo soffocante da Nozzi, non ha potuto ricostruire i fatti in modo adeguato e ha commesso qualche errore nella datazione degli eventi che però sono dimostrabili associando le date delle comunicazioni telefoniche intercorse. Ci sono poi altri dettagli inquietanti che hanno portato Jasmine a temere per le azioni di Sebastiano. Dopo che lui dichiarò di essere rimasto a piedi, come ben sappiamo, l'auto partì sola all'arrivo di Eros, un autotrasportatore inviato da Jasmine per soccorrerlo. Dopodiché Sebastiano andò da Jasmine a rinfacciarle che non era andata ad aiutarlo, ma poi vide che lei aveva i cavetti per avviare l'auto, contrariamente a quanto gli aveva detto al telefono, e si arrabbiò moltissimo. In un'altra occasione Sebastiano sbucò alla struttura di Jasmine. Le disse di seguirlo al piano di sopra perché lui doveva farle vedere che lì c'era una stanza in cui non funzionava né la TV né una lampada. Ad una richiesta così particolare la stessa figlia di Jasmine fece cenno alla madre di non andare, iniziando a parlare con Visintin nella parte esposta della struttura. Nel mentre Jasmine, senza farsi vedere, andò a recuperare la lampada e la portò provandola davanti a Sebastiano. Guarda caso la lampada funzionava perfettamente. Sebastiano balbettò sorpreso che ciò era davvero strano. Anche in questo caso la albergatrice si è chiesta quali fossero le vere intenzioni di Sebastiano che, quando andava da lei, le lasciava 50 euro per 2 notti, e pagando spesso diceva è un furto. Tempo fa avevo spiegato come tramite Instagram fosse possibile riuscire a ritrovare delle foto del 14 dicembre e magari confrontare il cielo in quella fascia oraria in cui passava Visintin con le riprese della GoPro, riuscendo magari così a capire se Sebastiano era davvero andato in giro per Trieste il 14 dicembre. In questa prima foto sono quasi le 14 del 15 dicembre, lo vedrete adesso dall'orologio, mentre in tutte le altre foto sarà il 14 dicembre e un orario compreso fra le 12:15 e l'1 meno un quarto.
può essere morta anche qualche giorno dopo, anche a causa per esempio dello stress psicologico che lei ha comunque subito a causa di questa ipotetica aggressione verbale e anche fisica. Per tener conto che quando sono state fatte l'attacco si vede che Liliana stringeva il giubbotto attorno a sé come se avesse freddo, cioè quindi la causa scatenante è stata sicuramente, direi probabilmente, questa aggressione verbale e fisica, ma non è detto che poi lei sia morta effettivamente il 14 o alle 9:17, come in qualche modo testimonia l'orologio che si è fermato a quell'ora. A quell'ora probabilmente c'è stata questa aggressione, poi le conseguenze di questa aggressione si possono essere manifestate anche durante quello stesso giorno o addirittura anche il giorno dopo, perché poi alla fine questa botta di freddo che lei ancora in vita può aver subito può essere stata anche una causa scatenante, un qualcosa in più di quello che c'era già. Quella è la temperatura ideale. L'ho chiesto un po' in giro ed è emerso questo, che quella è la temperatura ideale, per esempio, che si trovano nei frigoriferi dei magazzini di frutta e verdura. Per la verdura non si può scendere a un grado positivo, perché già crea danni sugli ortaggi, su quello che c'è. Quindi diciamo che l'ambientazione, io non dico che possa essere stata tenuta in un frigorifero, però può darsi che la casualità abbia portato, ma proprio la casualità che abbia portato a una situazione di questo tipo, per esempio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.